La neve c'è, non così tanta da aprire la pista rossa, ma da domani il campo scuola e la pista baby si potranno utilizzare a Santo Stefano d'Aveto. Beh sì, le precipitazioni degli ultimi giorni non sono state molto copiose, però ci hanno permesso con 25-30 centimetri di manto nevoso farinoso di poter aprire il campo scuola baby, sperando in altre precipitazioni di poter comunque aprire anche la parte alta, altre piste anche un po' più impegnative per la nostra utenza. Per adesso si cerca di fare il massimo con la poca neve che abbiamo, ecco. Per incrementare però le presenze in periodo invernale è necessario un investimento importante, così oggi in Consiglio Comunale approda il progetto firmato da Paolo Nassano che prevede il completamento della schiarea avviato 10 anni fa, l'installazione di cannoni e lance per l'innevamento artificiale che consentirebbero l'apertura continuativa del campo scuola e della pista rossa nella parte alta del comprensorio. Il tutto mentre il prossimo 27 dicembre apre la cucina al Rifugio Montebue e mentre il Comune stanzia 250.000 euro, 100 subito, gli altri a primavera, per realizzare 2 piani di camere sempre al Montebue. Per il completamento della schiarea servono invece circa 1,5 milioni di euro, 700.000 per il primo lotto che il Comune ora chiederà alla Regione. Intanto la neve che già c'è offre la possibilità di un Natale prettamente invernale agli ospiti della Val d'Aveto. Beh, sicuramente Santo Stefano d'Aveto come comune e l'associazione Aspetta che se ne occupa con Babbo Natale di questo weekend richiama come sempre un gran numero di persone e sicuramente pensiamo che l'apertura degli impianti possa comunque creare una linea di continuità con queste attività che da anni portano avanti nel comune di Santo Stefano d'Aveto. Ci sembrava anche giusto comunque mettere tutto l'impegno per dare la disponibilità di anche una piccola zona sciabile nel periodo natalizio per tutta la vallata e Santo Stefano d'Aveto in particolare, per tutti gli esercenti. Ecco. Ricordiamo quali saranno gli orari di questi primi 3 giorni di apertura. Gli orari apriamo alle 9 di mattina e chiuderemo alle 15:45 la sciovia e alle 16 l'impianto di risalita Rio Freddo Prato Cipolla, scusate. Speriamo che mantenga giusto anche solo la temperatura fredda, poi se arriverà neve la accogliamo molto bene, ha messo bel tempo e speriamo che l'utenza ci venga a trovare perché sicuramente i nostri monti sono sempre uno spettacolo imbiancati.